Uovo e gallina. Un giorno era in conversazione con 2 medici, 2 avvocati e un professore. Costoro si erano messi in testa di provare a Don Bosco che l'esistenza di Dio è impossibile. Don Bosco li lasciò sfogare per bene e quando ebbero sciorinato tutte le loro ragioni e prove, raccontò loro a modo di scherzo la storia dell'uovo e della gallina e interrogò: ora a voi, è esistito prima l'uovo o la gallina? Oh, certamente fu prima la gallina, rispose subito uno dei medici, mentre gli altri approvarono. E donde nacque la gallina? Dall'uovo, proruppero insieme. Ma chi fece quel primo uovo da cui nacque la prima gallina? Allora tutti tacquero, giacché più nessuno sapeva rispondere. Dite pure, soggiunse il santo, fu dunque prima l'uovo o la gallina? Dopo un istante di silenzio, l'altro medico esclamò: «Oh, al diavolo l'uovo e la gallina, come si fa a rispondere?» Allora Don Bosco soggiunse: «Piuttosto che al diavolo, io darei l'uovo e la gallina al cuoco, che li cucinasse per farci stare allegri. Ma voi, signori miei, andate pur dall'uovo alla gallina finché volete, e dovrete alfin conchiudere che vi è un Dio che, come ha creato tutte le cose, ha anche creato l'uovo, da cui venne poi la gallina, o la gallina, da cui venne poi l'uovo. E così andiamo, pure di figlio in padre, finché ci piace. Ma dobbiamo terminare ad un uomo creato da Dio, cioè con Adamo, che fu il primo uomo». Tutti dovettero approvare o almeno tacere e congratularsi col santo che li aveva così bellamente e spiritosamente messi nel sacco.